Vecchi ricordi, quelli che fanno bene al cuore, soprattutto se in passato c'è stato un trionfo che ha fatto gioire un'intera comunità. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Santissima Trinità e Geraci Casteldaccia, 14ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Il cross di Albanese verso Fernandez, il pallone scorre, il tocco da parte di Giuliano Guadagnoli al 6° minuto. Il Geraci passa subito avanti con il colpo in porta di Guadagnoli. Classe 2004, arrivato dalla 6ª divisione francese, dal Torcy. Occhio al pallone da parte di Pane Bianco a sfidare muy forte Guadagnoli. Cambia tutto, trova Giovagnoli, servizio dietro per Pettinon. Pane Bianco più libero rispetto a prima, il Mancino. Lancio lungo di Pettinon, aggancio di Fernandez, si mette davanti l'avversario Fernandez, maratona di Marra. Ha trovato però il no del portiere, battuta corta, Pane Bianco punta la porta, secondo palo. Pane Bianco, Pettinon, lancio di ritorno verso la fascia, Fernandez si allarga tutto dall'altro lato con Megna che rientra, il pallone per Cardinale in zona, ce la metteva ormai l'avanzata di Pettinon che supera un paio di avversari, si fa quasi tutto il campo, poi allarga da Fernandez, batte Marra, fa 2-0 per il Geraci sul primo palo, il quinto gol del portoghese che esulta un po' alla Cristiano Ronaldo. Sempre Mohamed Ba dalla bandierina, il cross in mezzo, lento secondo palo, il colpo di testa di Spampinato. 1-0 della Pro Favaro sull'unità Sciacca, colpo di testa di Fernandez, finisce largo. Pettinon alto, la rimessa corta, Fernandez fino in fondo, supera così Spampinato, servizio per Giovagnoli sul primo palo, il 3-0 del Geraci con Nicolas Giovagnoli. Parte la battuta in mezzo, colpo di testa, salvataggio di Barbagallo, prima su Spampinato, poi l'opportunità con Agnello. Guadagnoli, forse il vento gli ha messo difficoltà per la conclusione da fuori di me. Parte il suo pallone, primo palo, allontana Marra, Albanese ha cercato la conclusione al volo, poi Fernandez e la deviazione in angolo di Messina. Conclusione, deviazione in porta e c'è il gol del 4-0 con Bressan. Il Geraci fa poker con il proprio capitano. Suicidio di Marra, Guadagnoli vuole superarlo, Marra si prende questo pallone. Sferruzza, si gira, il pallone fuori di poco. Nuovo possesso Geraci però con Pettinon, Pane Bianco, cross in mezzo, Fernandez papilla al volo da solo in piena area di rigore, 5-0. Sono 6 in campionato. In panchina ci sono Abate che non è al 100% e poi c'è il portiere Randazzo. Conclusione da fuori invece qui da parte di Gambino. Sale con personalità Messina, fermato da Lopizzo al limite dell'area, poi la conclusione di Bisogno in una sfida importante contro il Mazzara 46, la conclusione di Agnello. Spampinato batte questa rimessa in 2 nel Geraci a respingere, pallone su Lopizzo, lo va a prendere il destro di Agnello. Pettinon corre fino in fondo, il cross in mezzo, Fernandez si coordina a un passo dalla tripletta, ma finisce qui il match 5-0 del Geraci sul Casteldaccia. Vittoria convincente in questo scontro salvezza.